Qui anche Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle. Buongiorno a tutti. Visto che abbiamo sentito Federica, nonostante faccio un gesto non cavalleresco, farei iniziare Sergo, no, perché purtroppo il referendum ha dato un dato sull'affluenza che non so, atteso, non atteso, deludente? Ma oddio, atteso diciamo di no, nel senso che sennò era inutile farlo e quindi la speranza di poter raggiungere il quorum evidentemente nei proponenti c'era più che altro la speranza di porre all'attenzione degli italiani la volontà di togliere o eliminare alcune storture che si sono venute a creare una decina di anni fa con l'allora governo Renzi su quello che è il mondo del lavoro principalmente. Poi c'è stato il favoloso assist al centrodestra con il quinto quesito sulla cittadinanza, che è stato poi quello più, dicono, divisivo, no? Perché poi a vedere l'esito anche di chi è andato a votare, insomma, ovvio ha vinto il sì, ma non in maniera così larga come invece per gli altri quattro quesiti. Questo dico assist perché alla fine si è strumentalizzato tantissimo, si è fatto una fortissima campagna di invitare i cittadini a non andare a votare per tutelarsi nel mondo del lavoro, sia per quanto riguarda dipendenti di piccole imprese con meno di 15 lavoratori, oppure con le grandi imprese, quelle diciamo chiamate così, che possono avere più di 15 dipendenti, su temi come il licenziamento illegittimo, il reintegro, tutte quelle cose che il Jobs Act ha portato nel nostro paese, con le conseguenze che poi vediamo tutti quanti. Era un tentativo di voler sistemare appunto con un referendum, poi un'iniziativa di un sindacato, quindi neanche di una forza politica che è estranea dal mondo del lavoro, e quindi un sindacato anche abbastanza importante, quindi una richiesta forte. L'affluenza è stata quella che è stata. Io ricordo a tutti che, pare ci si dimentichi presto in Italia delle cose, ma 3 anni fa c'è stato il referendum alla giustizia, voluto invece da un partito politico come la Lega della consigliera Buna, che all'affluenza mi pare sia arrivato un quinto degli elettori, cioè molto meno di quelli che si sono presentati al voto domenica scorsa, però di questo pare che adesso non si possa più parlare. Quindi Buna può rispondere. Stiamo guardando il futuro, ci concentriamo sempre troppo sul passato quando affrontiamo i temi, perché dinamiche, situazioni e la modalità in cui si approcciano le varie attività sono cambiate, la tecnologia e tutto, quindi non mi soffermerei su quello che è stato, ma su quello che invece ci impone di ragionare affinché non tanto il referendum, che come ben diceva l'avvocato Govetto, che l'ho ascoltato con attenzione, viene da una norma e ci dà la possibilità di andare a votare oppure no. Io ricordo ancora quando appena diciottenne, i miei genitori mi imponevano o comunque mi stimolavano ad andare al voto e di andare a votare, però sempre con quella che il referendum non avrebbero implicato nulla nel caso in cui non fosse andata. Ecco, questo principio è quello che è attuale anche ora. Dobbiamo invece lavorare per incentivare proprio i cittadini ad andare al voto per quel che serve, per quel che ritengono giusto e opportuno. Chi lo voleva fare domenica e lunedì l'ha comunque fatto, è andata alle urne. Chi non ha ritenuto opportuno non l'ha fatto, quindi nella coerenza della norma e di quanto viene proposto. Questo è. Poi i temi inseriti, credo anch'io che quando ci sono tanti motivi per mettere una croce nel sì e nel no, anche qui si incorre un po' in confusione.
sono troppe le possibilità che poi vengono portate al voto in un calderone unico che comprende qualsiasi tipo di attività. In questo caso si parlava di cittadinanza e di lavoro, magari qualcuno poteva anche essere interessante, però messi tutti così non hanno trovato soddisfazione, soprattutto per la sinistra, ecco, che si è vista sconfitta 2 volte, ma non raggiungendo il quorum, non raggiungendo comunque una visione su quello che ci hanno portato alle urne. Ecco, mi soffermo un attimo sulla cittadinanza, che con un referendum avremmo allargato queste maglie, che invece hanno dimostrato che i cittadini italiani comunque hanno rispetto, indossano la casacca italiana con rispetto, e quindi chiedono anche a chi arriva e a chi fa un percorso di farlo nel modo più proficuo, che poi possa essere utile non solo per se stesso ma anche per la comunità, e non si raggiunge in pochi anni, e questo ce lo dimostrano anche gli altri stati, non solo europei ma mondiali. Insomma, non è che arrivano e giustamente trovano un lavoro, ma c'è un percorso. Ma poi io che mi interfaccio parecchio con comunità, sono gli stessi che non chiedono la cittadinanza, cioè non è che sono tutti preposti, insomma, propositivi nel richiederla. Quindi chiediamoci anche questo aspetto: siamo noi che vogliamo accelerare tutto o sono loro che ce la richiedono? Ecco, questo ad esempio il tema sugli anni per ottenere la cittadinanza, insomma, italiana. Ecco. Vediamo, abbiamo 3 contributi su questo, la reazione ovviamente anche della sinistra al commento dell'esito del referendum, così poi ne facciamo un commento anche in studio. In Friuli Venezia Giulia il dato dell'affluenza al referendum si è fermato al 27,58%, al di sotto anche del 30% della media nazionale. Il quorum dunque è rimasto un vero e proprio miraggio. In 4 quesiti su 5 il sì ha comunque prevalso, con oltre l'82% delle preferenze, licenziamenti illegittimi, tutela delle piccole imprese, contratti a tempo determinato e sicurezza sul lavoro. Si è fermato invece al 60% dei voti positivi il quesito che interrogava sulla riduzione da 10 a 5 anni per ottenere la cittadinanza italiana. 14 milioni di italiani al voto sono comunque un numero molto significativo. Naturalmente per raggiungere il quorum serviva molto di più. Non è la prima volta nell'arco degli ultimi 30 anni che non si raggiunge il quorum. Ricordo che è stato raggiunto una volta sola dal 1995 in occasione di un referendum sul nucleare. In ogni caso abbiamo posto al centro i temi sociali del lavoro, della cittadinanza. Penso che sia importante che il Parlamento parli di questi temi che sono centrali: la precarietà, la sicurezza, il subappalto, insomma sono temi fondamentali per l'Italia di oggi. E poi c'è il tema della cittadinanza, su cui andrà fatta una riflessione aggiuntiva, perché i dati sono emblematici, sono anche diversi rispetto ai quesiti sul lavoro. Il referendum non è andato bene perché non abbiamo raggiunto il quorum del 50% più 1. E il nostro obiettivo era quello di cancellare delle leggi sbagliate che portano a una forte precarizzazione del mondo del lavoro, ai temi di salute e sicurezza e alla questione della dignità del lavoro. Però partiamo insomma da un dato e da una forte sensibilità delle cittadine e cittadini del nostro Paese su questi temi, ed è chiaro che per questi temi per noi sono ancora degli obiettivi che perseguiremo utilizzando tutti gli strumenti, quella della contrattazione, quello della rappresentanza sociale sui territori. Queste le voci dei protagonisti del PD e della CGIL, quindi... No, ma come si diceva, stavamo appena commentando, no? Come mai c'è stato il quinto quesito inserito insieme a altri 4 che riguardavano praticamente tutt'altro. Poi alla fine sempre di lavoratori, bene o male si parla, ma
Questo è, diciamo, per venire incontro a quello che diceva il Presidente prima, cioè per evitare che poi si torni a votare ogni mese, perché se noi facciamo tanti referendum, se dobbiamo anche, diciamo, dividerli per tematiche, poi anche qui, diciamo, c'erano tematiche che erano una completamente diversa dall'altra, anche per i famosi 4 sul lavoro. Si parlava di sicurezza del lavoro e si parlava di licenziamenti, due cose che ovviamente non sono, diciamo, dello stesso campo, e non è che ogni settimana possiamo portare 12, 15, 20 milioni, 30 milioni di italiani a votare su tematiche specifiche, per cui l'accorpamento, tra virgolette, è normale. Bisogna chiedersi se lo strumento ormai possa essere quello più adatto. È chiaro che tutti preferirebbero che fosse il Parlamento direttamente a diciamo, occuparsi di determinate tematiche. Il problema è che anche nel centro-sinistra ci sono stati più o meno 2 anni in cui governavano Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e purtroppo, dico io, anche Italia Viva e Renzi, nel senso che non potevamo modificare delle norme fatte appunto dall'allora Presidente del Consiglio, che era ancora Presidente, per cui si è tentato di farlo con un referendum per questo motivo, perché non sempre le maggioranze poi diciamo parlamentari possono trovare una coesione, e lo vediamo anche col centrodestra, e ovviamente sì, faremo un referendum anche sul terzo mandato, sarà interessante. Potremmo farlo. Buono. Cioè si è espresso da sé, nel senso che anche lui concorda, Sergo, che portare in referendum qualcosa che poi alcune di queste maggioranze comunque lo avevano partecipato al voto delle normative, e adesso utilizzano questo strumento per dar voce magari ai malcontenti che in quel momento poi non li hanno espressi, beh, insomma non è ma per questo lo portava avanti la CGIL, mi scusi consigliera, cioè era fatto da un sindacato, non da un partito politico che ammetteva tra virgolette un proprio errore, era una richiesta di chi nel mondo del lavoro evidentemente c'è. Qualcuno che ha rappresentato questo malessere e lo ha portato avanti. Ma come invece ben diceva, un altro aspetto che è vero, anche il discorso degli appalti non è che un referendum, cioè sono comunque tematiche che coinvolgono tutte le forze politiche, siamo tutti consapevoli che c'è necessità di maggior sicurezza nella gestione degli appalti e dei subappalti per evitare gli infortuni sul lavoro, quindi anche inserirlo in un referendum e chiedere alla popolazione nel momento in cui firma la sua adesione alla predisposizione di un referendum mi pare insomma non proprio coerente con poi l'obiettivo di tutti i partiti politici, ecco, e quindi anche questo aspetto poi, come diceva, viene sminuito perché viene messo giustamente all'interno di altre tematiche, le più varie, e quindi il cittadino si trova magari in difficoltà nell'esprimere poi un giudizio, eccetera. Lasciamo comunque anche al governo, il Parlamento, che sono temi sui tavoli di lavoro dovuti proprio ai fatti che costantemente assistiamo e che non riusciamo ancora ad arginare nel modo migliore per evitare queste stragi sul lavoro, quello assolutamente sì. Mentre per quanto riguarda adesso, cioè in questi giorni sento più parlare di referendum che prima del voto. Per quanto riguarda invece i referendum che andavano a toccare il discorso del lavoro, quindi dei licenziamenti, anche qui c'è in atto una rivisitazione di alcune norme già nel Parlamento, perché è vero, quando si applica, e su questo lo vediamo anche qui in Regione, si applica una norma nuova, una legge nuova, poi ha bisogno di essere testata e
ed è sciocco eventualmente non pensare a una miglioria nel corso degli anni affinché insomma venga recepita nel migliore dei modi, utilizzata nel migliore dei modi, questo sì. Adesso chiuderemo anche questa pagina dei referendum che, ripeto, è stata una bolla che non ha portato un risultato, ma sicuramente una riflessione importante, soprattutto per il centro-sinistra, che ahimè politicamente non ha sicuramente ottenuto un grande vantaggio da questi referendum. Tra l'altro nel momento in cui i referendum non raggiungono un quorum, io credo che anche andare a leggere quello che c'è scritto dentro le varie schede sì, ha un significato per fare delle riflessioni, ma perdere tempo secondo il mio punto di vista non andrebbe neanche gestito poi lo spoglio, perché se già non è valido, per quale motivo devo impiegare del tempo? Quindi è vero, lo strumento dei referendum va rivisto perché diciamo è obsoleto nei tempi in cui ci troviamo in questo momento di disaffezione ad andare alle urne anche per cose che riguardano l'aspetto principale, chi governerà lo Stato, la nazione, la regione, il comune. Ecco. Concentriamoci su questo aspetto e il ruolo del cittadino all'interno delle istituzioni, che è fondamentale fargli comprendere che il proprio voto ha una collocazione importante all'interno di un sistema. No, c'erano due passaggi sicuramente interessanti di quello che diceva la consigliera. Il primo è il fatto che se ne parla più adesso dei referendum che prima, e questo è sicuramente una cosa su cui tutti dovrebbero riflettere, tutti a livello di politici, di mass media, perché qui bene o male se ne parla, se ne è parlato praticamente ogni giorno, si dava la possibilità magari di approfondire queste tematiche. Di sicuro a livello nazionale non è stato così, perché poi ci sono dovute essere anche proteste in Parlamento anche contro il servizio pubblico, perché diciamo non c'era nessun appello ad andare a votare o a cercare di spiegare quello che si stava facendo, e in questo io diciamo vedo anche una responsabilità dei politici che hanno invitato a non andare a votare, che scelta che non, voglio dire, mi metto a dire illegittima, scelta, chiamiamola così, era una scelta politica, va bene, non importa, l'ha fatto in passato anche altre forze politiche, per cui non è nulla di strano. Però quello che avrei voluto capire io da chi invitava a non andare a votare è cosa ne pensasse dei 4 referendum. Cioè sulle singole tematiche chi diceva andate al mare, poi si prende la responsabilità di dire sì, andate al mare perché io non sono d'accordo con il quinto quesito. Benissimo, ci sta, propaganda politica anche questa, è un'arma, ma si può fare. Però ok, il quinto quesito non va bene, ma gli altri 4 vanno bene? Perché se vanno bene, domani mattina si convoca la commissione con l'onorevole Rizzetto, commissione lavoro, si mette diciamo all'ordine del giorno questi quattro temi e si risolve un problema che effettivamente sappiamo tutti evidentemente che c'è, ma che se non si vuole risolvere dal punto di vista parlamentare, allora questo è un altro problema. Questo sicuramente è mancato, perché io, come detto, non mi sono messo mai a contestare chi diceva non andiamo a votare, avrei preferito sapere perché non bisogna andare a votare, perché se è una diciamo, protesta contro il referendum, benissimo, c'è è stata avviata sul sito del Ministero della Giustizia, quindi una raccolta di firme ufficiale. Il 9 giugno, credo alla fine del referendum, una raccolta firme per abrogare il quorum, no? E quindi dovremmo andare a votare con un referendum l'abrogazione del quorum del referendum, sperando di raggiungere il quorum. Cioè, questi sono i paradossi, ma quella raccolta firme lì, che servivano 50.000 firme, è già stata raggiunta e stamattina ne abbiamo 61.000.
Questo vuol dire che una voglia di partecipazione da parte degli italiani c'è, ma come si diceva prima è anche fondamentale lo strumento che utilizziamo, in questo caso è uno strumento elettronico, si firma online. 30 secondi do il mio parere, giusto o sbagliato che sia, perché nel poi 2025 che non ci sia il voto digitale. Ovvio che ha tante noi ci abbiamo provato, la consigliera ovviamente testimone, il Movimento 5 Stelle anche in questa legislatura con la sua collega Capozzi del Movimento 5 Stelle ha provato a porre il tema anche quando siamo andati a modificare le elezioni anche amministrative, ma ovviamente si poteva intervenire anche sui referendum, del voto elettronico, del voto di fuorisede, perché sono tutte cose che possono agevolare poi l'affluenza. Con lo speed, quant'altro, cioè ovviamente con Sì, ma come si fa adesso per la raccolta firme del referendum? Quelle 61.000 firme lì, noi possiamo metterci a discutere se sono tutte persone consapevoli con lo speed, ma questi sono gli strumenti digitali che abbiamo anche per interfacciarci con la pubblica amministrazione in questo momento, per cui sarebbe il caso di fare una riflessione, perché probabilmente, voglio dire, sicuramente se ci fosse stato il voto elettronico il quorum si sarebbe superato. Ovviamente è una battuta, perché col voto elettronico anche dal mare si può votare. Beh, ma è un conto la raccolta firme, un conto il voto elettronico. La raccolta firme è anche un momento in cui si spiega le motivazioni, c'è un'interlocuzione con chi poi spiega bene in che cosa consiste poi andare a votare. Andare a votare, ripeto, anche qui stiamo valutando la possibilità del voto elettronico, accade già in diversi paesi. Si tratta però di mettere in piedi un sistema che non è così facile come si possa pensare per tutte le attività, quindi ci vorrà probabilmente del tempo, la volontà, e si raggiungerà anche questo aspetto, ma dubito che solo con questo sistema si ottenga la partecipazione al voto, anzi bisogna molto stare attenti, perché secondo me la disaffezione avviene prima della votazione. E quindi è qui che noi dobbiamo lavorare assolutamente. Nel momento del voto, quando c'è disaffezione, non votano neanche con il digitale, ecco. E chi va al mare va e ci resta. Allora, abbiamo sforato il break pubblicitario, dobbiamo andarci, abbiamo una telefonata in attesa, a cui chiedo scusa. Ripartiremo da lì, dalla telefonata dopo la pubblicità. Diretta, come avevamo preannunciato, ripartiamo dalla telefonata da casa. Buongiorno, con chi parliamo? Sì, buongiorno. Volevo così intervenire. Prima di tutto si sente bene, perché di solito è sempre molto disturbata. Benissimo, si sente. Bene, allora diciamo che dobbiamo smetterla di dire che ci influenzano, di dire andate a votare o non andate a votare. L'intelligenza per capire le cose ce l'abbiamo anche noi persone comuni. Se poi la disaffezione che c'è fra noi, non dovete dare, diciamo, la colpa perché noi non capiamo, non comprendiamo. Noi capiamo benissimo. La disaffezione è perché questi politici fanno di tutto per disaffezionare la gente. Fare politica è lavorare per il bene della gente, non per il bene proprio del politico. Mettetevelo in testa. Poi un altro argomento, se mi permettete, è la risposta che ha dato l'amministrazione di Lignano a una osservazione che è stata fatta lì nel vostro studio della Lega, mi pare fosse. Allora, l'amministrazione ha detto che a Lignano bisogna educare quelli che arrivano da fuori, cioè dall'Austria, così, che fanno tutta la cagnara che fanno, bisogna educarli.
Allora noi italiani ci siamo messi in testa che dobbiamo educare tutti gli altri. Arrivano gli africani, dobbiamo inserirli, educarli, farli diventare italiani. Non funziona così. Educare, noi dobbiamo solo far rispettare regole e leggi come gli altri paesi fanno rispettare a noi se andiamo a casa loro. Un altro e ultimo piccolo argomento: io ho avuto modo di sentire l'intervento di non so di che nazione è, ma comunque sempre africana, del gruppo dei Pashtun, dove ha detto questo, e dopo ditemi voi se questi si vogliono inserire. Ha detto che le donne qua vanno nei mercati e questo non va bene, perché le loro donne di andare nei mercati è vietato, e lui vorrebbe, questo bel individuo, che pure le nostre donne non devono andare nei mercati, perché la donna deve stare in casa, ha detto, e la vita esterna è degli uomini. Allora vogliamo integrare chi? Sinistra, quelli di sinistra che li vogliono a tutti i costi, che ci costano una paccata di milionate per avere gente che vorrebbero che io dovrei mettere un giorno sta bandana sugli occhi, perché questo ha fatto vedere, no? Sti braghe lunghe, ma la testa in Italia, quelli di sinistra, dove l'hanno messa? In un sacco? E buttata dove? Buona giornata. Sulle prime due osservazioni posso contestualizzarle, la terza, l'intervista non l'ho sentita, ma diamola per buona. Però osservazioni un po' sparse. Diamola per buona fino a un certo punto. Io vorrei ricordare alla signora che ci sono aziende come Fincantieri che vanno a prendere i lavoratori all'estero, li educano, gli formano e poi li portano nelle nostre aziende. Quindi evidentemente Fincantieri, che da 4 anni fa parte, cioè è una società statale, io ricordo sempre che la Lega governa dal 2021 a loro insaputa questo paese, sono 4 anni, per cui in 4 anni poteva fare tutto quello che ha chiesto la signora adesso, ma evidentemente colpa della sinistra che l'opposizione non ce la fa. Queste sono le storture della politica. Poi sul resto aveva parlato di sempre le solite cittadinanze. Noi tra l'altro non abbiamo dato indicazioni di voto sul quinto quesito, poi ripeto, purtroppo è stato molto strumentale proprio per questi motivi qui, per dire non vado a votare per il quinto quesito, e poi per tutti gli altri 4 invece si è lasciato perdere e si è persa dal nostro punto di vista un'occasione per cambiare effettivamente le cose nel mercato del lavoro. C'è buona su queste osservazioni? Visto che viene sempre presa in causa la Lega parla e traduce ciò che con l'ascolto che viene dal territorio, ma soprattutto con la percezione che i cittadini hanno di questi fenomeni, e questa signora li ha ben espressi e li ha ben anche tradotti in ciò che lei sente, ma che tantissime persone hanno e che magari non riescono ad esprimere queste preoccupazioni. È vero, questi personaggi, noi abbiamo un centro che è Monfalcone, ormai per noi è chiaro, è una battaglia, ma è una battaglia anche perché è uno specchio che poi potrebbe trovarsi a essere realizzato anche in altre realtà non solo del Friuli Venezia Giulia, ma dell'Italia, e quindi è un luogo in cui si fa scuola, e la scuola è fatta anche di momenti in cui non sempre si riesce a realizzare ciò che si vuole, perché è un processo non facile quello di integrazione
che tutti si aspettano, tutti vogliamo, perché è vero, abbiamo bisogno di persone, di uomini, di donne che arrivano dall'estero per lavorare, perché la situazione in Italia sicuramente non è delle migliori e abbiamo bisogno soprattutto di manodopera, ma non solo. Questi arrivi indiscriminati vanno gestiti, e anche Fincantieri avrà sicuramente espletato i corsi oppure le varie scelte delle persone da portare qui in Italia, ma poi presi singolarmente hanno una reazione, e presi invece in gruppo, che magari nessuno si aspettava, nessuno si aspetta questa loro presa di posizione e rivoluzione all'interno di una città e all'interno di un territorio, ci troviamo tutti nella condizione di dover guardarci e esaminare come procedere, come gestire questo fenomeno, che non tende a essere a migliorare, perché comunque queste persone in gruppo veramente creano quei disagi, quelle preoccupazioni che poi riscontriamo come nella signora, e non solo magari a Monfalcone, ma come abbiamo visto anche a Lignano, e non parliamo di extracomunitari in questo caso, perché a Lignano si parla di persone che vengono in villeggiatura di altri stati e che non rispettano le regole, quindi sono due situazioni un po' diverse. Le regole di un cittadino austriaco rispetto a un cittadino italiano sono le stesse, e quindi anche le varie contravvenzioni che possano essere date devono essere le stesse per i cittadini nostri, quelli cosiddetti europei o comunque non italiani. Il fenomeno invece dell'immigrazione, sì, è tanto caro alla Lega, che ne ha fatto insomma un motivo di non mollare mai e di non rallentare l'attenzione su questo tema, e ha avuto grande riscontro e anche risultati nel tempo. Non possiamo scordarci che comunque in Friuli anche le barriere che sono state inserite nei confini, barriere insomma che hanno permesso di verificare i flussi migratori, o ultimamente anche queste case di comunità per centri minorili, di minori non accompagnati, con le ultime proposte che poi sono passate in legge per calmierare questi flussi e l'introduzione di queste case comunitarie, sicuramente sono battaglie che la Lega sta portando avanti, e dirlo è comunque motivo di soddisfazione, di orgoglio, perché qualcuno lo deve fare, noi lo facciamo. Vedo un Sergio che scalpita. Risposta e poi telefonata. No, ma sì, non è che scalpito, ribadisco 4 anni di governo più un anno con Salvini, ministro degli interni, meno di 6 anni fa, però la situazione va sempre peggiorando. Poi a me fa piacere che la Lega abbia a cuore l'immigrazione, però ci ha messo 7 anni per intervenire sui minori stranieri non accompagnati. 7 anni che governa la regione, quindi dal 2018. Ma ma evidentemente l'importante è creare un meccanismo che possa andare bene nella nostra regione, che fortunatamente ha statuto speciale e può legiferare. Non è semplice, quindi richiede un lavoro importante da parte delle direzioni. Ma quello che è stato fatto recentemente in Consiglio regionale si poteva fare anche nel 2018, non è stato fatto perché evidentemente o non ci si è pensato o non si era in grado di, ma non è che sono cambiate le norme e adesso qualcuno vi ha dato la possibilità di intervenire sui centri di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati della nostra regione, su cui abbiamo un problema che io continuo a ribadire, perché mi pare di essere l'unico a farlo in questi contesti, è che noi non è che
a parte il discorso accoglienza diffusa o meno, preferire se mantenere 80 ragazzi minorenni nella stessa struttura piuttosto che averli controllati in più strutture e magari in più posti della regione, c'è un problema sul numero degli stessi. Perché se noi siamo una popolazione che conta il 2% come Friuli Venezia Giulia, no? Il 2% rispetto al paese, e abbiamo il 4,5% dei minori stranieri non accompagnati accolti qui, dove uno mi può dire sì, ma siamo la prima regione della rotta balcanica, è normale. Infatti diciamo noi, la Sicilia, abbiamo evidentemente questo problema. Però c'è un aspetto molto particolare che pochi sottolineano. Noi siamo la regione più vicina all'Ucraina, ma abbiamo praticamente il 6% di minori stranieri non accompagnati accolti qui che sono ucraini. In Italia sono il 22%. Evidentemente c'è qualcuno che è andato in altre regioni. Allora si può fare, ci può essere questo flusso in altre regioni. Allora perché noi dobbiamo avere il 30% di egiziani con una media nazionale del 20% e il 6% di ucraini con una media nazionale del 22%? C'è qualcosa che non torna in questo meccanismo? Qualcuno si pone questi problemi? Noi ce li poniamo ovviamente da tanto, ma chi effettivamente ha la possibilità di intervenire su queste tematiche o di chiedere ai ministeri competenti che fanno parte della stessa forza politica di risolvere questi problemi dovrebbe farlo evidentemente con più forza. Ultimo dato. La provincia di Udine accoglie il 50 e passa per cento dei minori stranieri non accompagnati, quella di Pordenone l'11%. Ora io capisco che evidentemente la provincia di Udine è molto più grande di quella di Pordenone, però anche qua c'è un certo disequilibrio. Allora è facile poi dire che a Pordenone si riesce a fare magari meglio l'accoglienza, non ci sono le problematiche che abbiamo a Udine, problematiche legate a sicurezza, integrazione, tutto quello che volete, e se poi i numeri sono questi. Come mai a Pordenone ci sono questi numeri, a Udine questi, che Udine non è la prima provincia che si interfaccia con la rotta balcanica, perché prima di noi vengono Trieste e Gorizia, per non parlare poi della Slovenia, Croazia, ma lì apriamo altri scenari che, come diceva giustamente la consigliera, riguardano l'Europa, perché poi non è solo un problema italiano o regionale, è un problema che dovrebbe essere visto a livello europeo con direttive che permettano poi di risolvere queste problematiche delle nostre comunità. Posso rispondere al dottor Sergo su due aspetti, secondo il mio punto di vista e secondo la mia esperienza. Per quanto riguarda i flussi migratori e quindi la concentrazione di determinate etnie, ecco, le etnie, noi ad esempio in Friuli abbiamo la più grande comunità rumena di tutta Italia. Perché chiediamoci perché. In questo caso è chiaro, quando hanno avuto le loro problematiche interne, questi flussi cominciano a spostarsi, poi trovano terreno ricco di insediamento, ma soprattutto di lavoro. E molte etnie culturalmente sono magari più legate alla Toscana per la manifatturiera, per i filati, oppure alla Lombardia per altre attività. Quindi anche questo determina la concentrazione di etnie, piuttosto che l'egiziano, piuttosto che il Bangladesh o piuttosto che l'albanese e il rumeno, ecco. Anche questo fa parte della loro cultura e quindi anche delle loro capacità nel poter poi inserirsi in un contesto e fare comunque gruppo e squadra. È chiaro che chi parte per primo alla ricerca di vita migliore e riesce a trovare un sistema che lo riesce a essere integrato, poi automaticamente chiama parenti e amici e quindi comincia a crearsi la comunità, e storicamente si creano queste comunità diverse nelle varie regioni, ecco. Poi invece per quanto riguarda i centri d'accoglienza per minori non accompagnati,
sì, nel 2018 probabilmente non avevamo questo problema come si sta verificando ora, non era probabilmente il momento adeguato per affrontare questa situazione che riguardava i minori non accompagnati, non il flusso migratorio in generale. Ci sono situazioni, comunque gestioni anche politiche che hanno una stagione in cui è opportuno inserirle. È chiaro che vorremmo che tutti, anche all'interno di queste comunità, che questi ragazzi si distinguessero non per reati o situazioni di disagio, ma per altre attività. Questo nel tempo non avviene. È chiaro che c'è bisogno di rivedere le norme, di mettere delle regole che vadano a migliorare la gestione sia all'interno di queste strutture che poi si riflette all'esterno, perché una comunità dove insiste un comune, un territorio dove insistono queste case ha sicuramente un impatto importante quando la comunità è piccola, perché se io inserisco una casa di questo genere di accoglienza su un comune di 1000 anime è chiaro che è devastante, o comunque una frazione come può avvenire. Se la inserisco in una città ha un altro impatto, anche se crea il disagio lo crea comunque. Ora con questa regolamentazione che abbiamo voluto inserire in norma e con i regolamenti che poi verranno adottati da qui anche a 180 giorni per quanto riguarda alcune case di comunità d'accoglienza, sempre per minori che hanno anche compiuto reati, avrà credo un importante, ci auguriamo che abbia un importante risultato anche di recupero di questi ragazzi che sono all'interno, perché lasciati come sono lasciati ora, e comunque ricordiamoci che queste cooperative i soldi per poter gestire anche un aspetto di istruzione all'interno, di accompagnamento con personale qualificato, li ha a disposizione. Se non li usa per queste attività, attualmente anche questi ragazzi si trovano magari lasciati alla mercé, soprattutto il sabato e la domenica, dove possono essere gestiti anche dalla donna delle pulizie. Quindi sono percorsi che si sono intrapresi. Adesso dire ma perché non l'abbiamo fatto nel 18, nel 20, nel 15, eccetera, intanto l'abbiamo fatto. Dobbiamo dare spazio alla telefonata perché il nostro amico è in attesa da un bel po', però c'era questo scambio di battute da completare. Prego, con chi parliamo? Si è stufato. Chiedo lumi alla regia se abbiamo perso la telefonata. Sì, no? Se no, pare di sì, andiamo avanti. Ormai ha fatto tutto la Lega. Perché non so, se vogliamo continuare su questo argomento, affrontarne un altro, lascio libertà, abbiamo esaurito i concetti. No, ma più o meno lo stesso. Io dico solo, ho citato il 2018, ma per dire che sono da 7 anni lì, ma le problematiche anche riguardanti le risse, no? Riguardavano fino a qualche anno fa anche Cividale. Cividale non era una città governata dalla sinistra, ha il suo civiform, ha la sua struttura di accoglienza, il problema è sempre quello. Se noi mettiamo troppi di questi giovani, ma soprattutto se ci mettiamo in testa che o gli diamo, tra virgolette, una speranza di futuro e una possibilità di integrarsi effettivamente nella nostra società, oppure è evidente che vengono lasciati, come si diceva prima, sabato e domenica, ma non solo, liberi di fare, tra virgolette, quello che vogliono, perché poi diventa difficile controllare 50, 60, 80 ragazzi, diventa difficile averne 20 in una gita scolastica per i nostri insegnanti, figuratevi 80, 90 che stanno insieme. E quindi sì,
ripeto, secondo me è un problema di numeri. So che questo è un discorso tabù per il centrodestra o la Lega, però la soluzione c'è, non si vuole affrontare perché evidentemente poi ci sono anche interessi di altro tipo ad avere queste strutture grandi piuttosto che tante strutture piccole che economicamente costerebbero di più a chi fa questo tipo di gestione, perché poi le cose bisogna evidentemente dirle, perché si fa economia di scala con le grandi strutture, però poi ci sono le conseguenze a pagare e quelle purtroppo le pagano le nostre comunità. Abbiamo recuperato la telefonata, pronto? Eccoci. Questa volta sento ma non sento, poi forse no, sentiamo forse troppo basso, sento una voce ma non riesco a... Pronto? Eccolo! Buongiorno. Buongiorno. Sono Nevio, telefono da Udine. Allora guardi, io parlo da uomo della strada, non sono lontano da quello che è la politica. Allora, quello che percepisce l'uomo della strada, perché io frequento le osterie a Udine e sento la gente, tanto per cominciare il 90% delle persone con cui ho parlato sono persone normali, insomma, operai, impiegati, qualche laureato, non ha capito niente di 4 referendum sul lavoro. E poi anche la perplessità qual era? Ma come? Il PD fa queste leggi sul lavoro e poi fa un referendum per togliere le leggi che lui ha fatto. Sembra una barzelletta. Vabbè, comunque, andiamo avanti, ne abbiamo viste tante. Un'altra cosa che ho capito, almeno io, poi non so, sbaglierò, qui non gliene fregava niente a nessuno di abolire il Job Act, quelle robe lì. Interessava semplicemente a un certo tipo di sinistra, PD e i loro vassalli, di contarsi. Hanno detto ci mettiamo insieme e ci contiamo. Ma cari signori, non è che si vince mettendo insieme di tutto e di più, si vince avendo dei contenuti, dei progetti che non avete, che la sinistra non ha più, mi spiace dirlo. Poi volevo dire un'altra cosa al signor Sergo, voto elettronico, questo e quello, ma voto elettronico, ma io non vado a votare lo stesso, se vedo queste pagliacciate non vado a votare, voto elettronico o meno non mi interessa. Un'altra cosa, mi dispiace parlare di Sergo, ma è quello che mi stimola di più, insomma, no? Il discorso di Fincantieri, lui dice sono chiamati, sono formati, sì, ma sono chiamati, sono formati come operai, cosa c'entra con l'integrazione? Quelli continuano a vivere secondo le loro usanze, cosa c'entra con l'integrazione? Io posso andare a fare l'operaio in Arabia Saudita, però rimango cattolico, se non capisco. Poi volevo dire al signor Sergo, mi scusi, diventare cattolico. Allora guardi, pensi come vogliono integrarsi. E non parlo dell'operaio, della Fincantieri o del manovale, parlo di un ingegnere candidato al comune di Monfalcone, il quale, davanti a un'intervista di Rete 4 di Mario Giordano, una ragazza, una giornalista, cerca di intervistarlo e la sua risposta è stata questa: lei come donna non è alla mia altezza, parlo solo con Mario Giordano. Questo non è un operaio, un ignorante, è un ingegnere, forse ha preso la laurea in Egitto, allora insomma come terza media andrebbe anche bene. Comunque, questo è un ingegnere. Allora, una cosa è che uno sappia fare un lavoro, una cosa è l'integrazione. Poi, se il signor Sergo vuole, io non so dove abita, ma se un giorno vuole, tanto il numero di telefono ce l'ha, la porto io a fare un giro per Udine. La porto io, ma non al Contarena, la porto in altre zone di Udine e vediamo un po' come la pensa. E poi sul discorso di mettere negli appartamenti, come era una volta con quell'altro fenomeno, Donsel, quello di mettere della gente negli appartamenti, automaticamente quel palazzo lì va giù del 30-40% del valore, perché questi ragazzi, questi delinquentelli,
fanno casino, io li ho avuti sotto casa e posso garantirle, signor Sergo, che fino alle 3-4 di mattina facevano casino. Non solo, ci hanno bucato anche il lastrico solare sui garage, perché alla sera si mettevano sui garage a fumare spinelli e quant'altro e accendere fuochi, perciò hanno bucato anche i garage, che naturalmente abbiamo pagato noi. Poi, ringraziando Dio, anche con l'aiuto di esponenti della sinistra del condominio, siamo riusciti a mandarli via. Ecco, tutto questo. E basta, non so più cosa dire perché sono disperato, non so più cosa dire. Arrivederci, grazie, scusate del tempo che vi ho fatto perdere, grazie. Arrivederci, a risentirci. È stato chiamato in causa in parecchi frangenti, non so se si ricorda tutti. Fosse la prima volta, cioè voglio dire, sì, ma il problema è, allora, forse o non capiscono quello che la gente dice oppure no. Cioè, qualcuno, sentendo questa trasmissione, può dire che io ho detto ne voglio di più? No, mi pare che non ho detto che ne abbiamo troppi. Cioè è esattamente quello che dice il signor Nevio. Poi lui parte col preconcetto che deve andare contro a quello che dico io, va bene, lo accettiamo, non c'è problema, faccia pure, ma se ascoltasse quello che viene detto è esattamente questo. Io a Udine ci sono nato, ho fatto tutte le scuole, ho fatto l'università, sto lavorando a Udine, ho fatto per 10 anni rappresentante dei cittadini anche di Udine, penso di conoscere la città, sicuramente non più del signor Nevio che magari ci vive direttamente H24, io per 6 ore a notte dormo a Tavagnacco e questo non fa di me un cittadino udinese, è grave colpa, ma credo di conoscere benissimo la situazione e come sta evidentemente anche evolvendo la nostra città e la nostra regione sotto questo aspetto, ed è proprio per questo che io continuo a dire che chi ha la responsabilità di governo dovrebbe iniziare a risolvere queste problematiche, che se non le puoi risolvere come comune, evidentemente, non le potrai risolvere magari come regione, evidentemente, le si può risolvere a livello nazionale? Sì. Chi governa a livello nazionale dal 2021? La Lega. Perché non lo fa? C'è una problematica europea? Va bene, si va in Europa e si dice, signori, noi accettiamo, come vogliono fare, 800 miliardi di armi, però ci risolvete questo problema, altrimenti diciamo di no. Questi ragionamenti, quando c'era Giuseppe Conte, venivano fatti. Io ricordo a tutti le battaglie che quando c'era il governo Conte 1 si facevano anche sull'immigrazione, perché poi c'era il ministro degli interni Salvini che aveva le sue idee, ma quando arrivavano i famosi barconi, no, delle ONG, si affacciavano in Mediterraneo, la prima cosa che faceva il nostro governo era alzare la cornetta e dire, signori, c'è una barca spagnola che sta portando migranti, la portiamo in Spagna? Perché questo non si è più fatto poi per un anno quando c'era il governo Meloni e abbiamo avuto praticamente 5 volte gli sbarchi che c'erano prima nel 2019-2020. Sono domande, cioè non è che ci possiamo nascondere, io torno a ripetere, sono pienamente d'accordo con quello che diceva il signor Nevio prima, gli ricordo che dovremmo avere delle forze dell'ordine, che se qualcuno gli brucia casa, come ci ha ricordato, dovrebbe chiamare polizia e carabinieri e non risolvere le cose col condominio, e se non ci sono abbastanza forze dell'ordine, bussi a chi governa, perché è un problema di Ministero degli Interni e di chi governa dal 2021 il centrodestra, tranne Fratelli d'Italia che è subentrato solo nel 2022 in questo paese. Faccia le sue istanze, siamo tutti felici di avere più sicurezza, l'aspettiamo con ansia, ma da 4 anni governa il centrodestra, non lo saprà, glielo dico, gli do una notizia, così sarà felice che magari su una cosa concorderemo, dal 2021 governa la Lega in questo paese. Buona. Beh, no, non governa la Lega in questo paese, governa una coalizione di centrodestra. Se lo ricordi però anche quando parlate del Movimento 5 Stelle, che ha sempre governato insieme a coalizioni, e mai solo del Movimento 5 Stelle, non lo dico a lei, lo dico a tutto il centrodestra e a tutti i cittadini. Sono battaglie della Lega e i cittadini del Friuli lo sanno e lo riconoscono. E quando ci troviamo al governo comunque ci sono dei tavoli e non sempre si riesce a ottenere tutto ciò che si vuole. Almeno sappiamo che Fratelli d'Italia vuole migranti. Lo facciamo da sempre
ed è sempre stato così, quindi non è una novità di questo centrodestra, non è una novità del centrosinistra, è comunque l'importante riuscire a mantenere una forza di governo che porta avanti delle normative, delle leggi, dei percorsi importanti anche su questo fronte. È chiaro che ci si scontra con gli alleati, ci si scontra con l'Europa, però i passi sono stati fatti e si stanno facendo. Non possiamo dire che siamo immobili dal 2022, non è mai stato fatto niente, perché questo lo sa anche lei che non è vero. E per quanto riguarda, mi è piaciuto il passaggio che a me è sfuggito del telespettatore che è intervenuto, che in merito alla sua dichiarazione che sì, Fincantieri li forma nell'aspetto, come diceva il signore, a livello di lavorativo, ma certo non gli cambia le idee culturali o politiche o religiose, e questo è un percorso che non si improvvisa, che non è possibile da un giorno all'altro creare un sistema e non possiamo neanche cambiargli il sistema religioso, eccetera. Dobbiamo invece mettere queste regole, che lo stiamo facendo, perché lo stiamo facendo, e che, essendoci trovati in una situazione in cui c'è stata una vera e propria invasione, e un'invasione dovuta alla richiesta di lavoro all'interno di queste navi, è chiaro che si creano queste ingovernabilità di flussi migratori. Non possiamo dire che che Udine sia come Monfalcone, Trieste sia come Monfalcone, Pordenone ancora meno sia come Monfalcone. Quindi è comunque una situazione, come dicevo, una palestra importante sia per i politici sia per tutti quelli che monitorano questo flusso all'interno di un territorio, di una comunità, di una città, quale può essere Monfalcone, limitrofi. E quindi sono, come dice lei, d'accordo su quello che dice assolutamente il telespettatore intervenuto, e stiamo anche cercando di trovare le soluzioni. Ripeto, non è che in un anno o due si riesce a fare tutto ciò che si desidera. Ci sono varie priorità, ci sono state altre emergenze, e lei lo sa benissimo, che non voglio neanche ripetere. Il Covid. Quello c'è stato per noi, non per voi. No, ma voglio dire, è dal suo discorso così, sembra che Fratelli d'Italia voglia migranti. Io lo prendo atto, sono contento di questo e della sua affermazione. Sappiamo, perché se l'unica cosa che avete fatto sui migranti sono i centri di accoglienza in Albania, ecco, era meglio non far niente, che glielo dico, risparmiavamo un po' di soldi. Questo vedremo i frutti di quei centri. Vedremo. Dobbiamo andare in pubblicità? Scusate, perché abbiamo un'altra telefonata, ma se non mando la pubblicità sono fritto. Tra poco vi devo salutare perché ho commissione e sono qui a Trieste. Liberissima di fare come vuole, se ci deve salutare ci saluta, però devo dare spazio. Facciamo così, salutiamo Lucia Puna e la ringraziamo anche della disponibilità, andiamo in pubblicità e poi chiudiamo con l'ultima telefonata. Un saluto a tutti i telespettatori. Grazie mille, a fra poco con la telefonata. Grazie. Eccoci di nuovo in onda per l'ultima breve parte insieme, che riprendiamo, come dicevo prima di andare in break pubblicitario, da un'altra telefonata. Pronto? Con chi parlo? Parlate con Enea De Colle di San Daniele. Salve. Ho due problemi grossissimi. Problema di audio. Sono Enea di San Daniele e ho due problemi grossissimi. Uno, un generale non può dire se gli piacciono le uova sode e un giudice può iscriversi alla P2. E l'altro è che quando eliminano il terzo mandato, io
mi sento privato del diritto di votare chi vorrei che mi rappresentasse. Chiaro. Grazie mille. Sì, vado. Sul primo quesito non ho capito bene. Il diritto di votare chi voglio, di nominare chi mi rappresenta. D'accordo. Sul terzo mandato è stato chiaro, e tra l'altro è un'altra tematica di cui si discute, che però pare che la Meloni abbia un po' rimandato di nuovo. Esatto. È una settimana sì, una settimana no. Donzelli apre, Meloni chiude, e sto mandato ce l'avremo o non ce l'avremo. No, non ho capito, mi pare che il signore fosse favorevole a concedere il terzo mandato, perché così si dà la possibilità. Il terzo mandato lo priverebbe della però scelta. allora, questa è una cosa con cui mi sarei confrontato volentieri anche con la consigliera. Perché il paradosso di questa situazione è che qualcuno dovrebbe spiegare perché terzo mandato sì e non quarto, quinto, sesto, settimo. Perché io, dopo 2 anni di discussioni ormai, perché insomma va avanti dal 2023, che qualcuno si pone il problema di cosa farà da grande nel 2028, se la logica è votiamo chi vogliamo, allora votiamo chi vogliamo, dovremmo togliere anche un po' di incompatibilità che abbiamo in questo momento a livello nazionale, perché dovremmo scegliere allora anche persone che hanno conflitti di interesse, tanto li sceglie il popolo, persone che hanno avuto determinate condanne in passato o che sono indagate per qualcosa, perché tanto lo sceglie il popolo. Se la logica è quella, e poi deve valere sempre però, non può valere solo per un caso o nell'altro. Il blocco dei 2 mandati per i governatori, quindi non stiamo parlando neanche per i legislativi, perché attualmente il terzo mandato per i consiglieri regionali è previsto dalla legge, quindi possono fare 3 mandati e addirittura questi non devono essere consecutivi, quindi vuol dire che con uno stop di 5 anni uno può farne altri 3 in futuro per legge. Quindi stiamo parlando però di chi diciamo, è lì per fare il consigliere, non il governatore, non chi ha potere esecutivo come si dice. Sono 2 cose completamente distinte e che non dovrebbero essere, diciamo, mescolate tra di loro in questo dibattito. Ma c'è una cosa anche qui del centrodestra, sempre che va avanti a paradossi. 1 anno e mezzo fa hanno modificato la legge sulle elezioni amministrative per togliere i mandati nei comuni sotto i 1000 abitanti e per permettere il terzo mandato ai comuni sotto i 15.000 abitanti. Quindi per i comuni sopra i 15.000 abitanti hanno lasciato il limite dei 2 mandati. Perché? Perché per i sindaci dei nostri capoluoghi non possono fare più di 3 mandati e il governatore ne può fare 3? Perché evidentemente i sindaci dei nostri capoluoghi sapevano già che sarebbero stati eletti in Europa quelli che andavano al voto adesso, tant'è che Monfalcone, che non è capoluogo ma è sopra i 15.000 abitanti, e Pordenone avevano 2 sindaci uscenti che poi sono andati in Europa e quindi non avevano interesse di chiedere il terzo mandato al governatore, per cui non l'hanno fatto, per cui nessuno ha modificato il terzo mandato per i sindaci sopra i 15.000 euro. Evidentemente adesso c'è qualcuno che ha interesse a avere il terzo mandato come governatore, allora bisogna porre all'attenzione questa problematica, perché se no qualcuno dovrebbe spiegarci perché per un sindaco non si può stare più di 10 anni al governo di una città e per una regione si può stare 15 e con quella logica, ripeto, 20, 25, 30, perché poi non è che qualcuno mi venga a dire sì, ma poi nel 2033 allora uno ha fatto già 15 anni il governatore, quindi basta. Cosa cambia? A quel punto. Tra 10 anni o 15 anni cosa cambia? Verrebbe sempre toccato. La verità di tutto questo, come detto, è che ci sono, diciamo, degli interessi di parte, quindi non certo si vede in questo caso al bene del cittadino che vuole votare il suo rappresentante. Poi ripeto, possiamo metterci a discutere, giusto o sbagliato che sia, ma troviamo una logica ed è il motivo per cui si dice che sia la consulta a esprimersi, che sia il Parlamento a doversi esprimere e non ogni singola regione a seconda delle convenienze del momento, per cui allora i sindaci capoluogo gli lasciamo i mandati e ai governatori li togliamo, per poi
Anche lì sarà interessantissimo sapere se ai presidenti di provincia daremo 1, 2, 3 mandati, perché poi è questo il tema fondamentale, perché ormai avremo anche le province elettive e qua non sappiamo Quindi niente delle province elettive, non sappiamo quanti saranno i consiglieri, non sappiamo chi le governerà, non sappiamo se ci sarà una giunta, niente, però sappiamo che sono fondamentali e che servono assolutamente, sì. Che non si può andare sicuramente. Avanti senza. Certo. Eppure, però quando ci danno le statistiche siamo i migliori in questo, migliori in questo, migliori in quello, migliore occupazione, migliore ambiente, sembra che qua è tutto perfetto senza le province. Perché siamo stati 9 anni senza provincia e abbiamo tutti gli standard perfetti. Poi però pensate voi se avessimo avuto le province che regione saremmo state sicuramente. E quindi vabbè. In attesa di evoluzioni sul tema effettivamente sarebbe stato anche interessante sentire la ribattuta. Avremo tempo. Avremo ovviamente tempo, segneremo queste dichiarazioni e le riproporremo. Vi ricordiamo che fino a pochi minuti fa è stata con noi anche la consigliera regionale Lucia Buna, che però per motivi di commissione ci ha dovuto abbandonare con qualche minuto di anticipo. Noi di Riffa o di Raffa siamo arrivati in conclusione della nostra trasmissione, quindi ringrazio, ovviamente abbiamo già salutato Lucia Buna, ringrazio Cristian Sergo. Grazie a voi per essere stato qui con noi. Io vi do appuntamento come di consueto fra un paio d'ore circa con Friuli in diretta per tanti altri approfondimenti politici, di cronaca e non solo, quindi restate sempre lì con noi.